vittorie nelle 2 gare del Forum. Per l'Olimpia Milano è arrivato il momento di giocarsi il primo match point qualificazione per la semifinale. La semifinale si sposta al Pala Leonessa 2A con Brescia obbligata a vincere per tenere aperta la serie. Rimessa dal lato, affidata a Devon Hall, Napier contro Petruccelli, crea separazione con lo step back, si alza per la tripla e la segna. Qua puro talento per Shabazz Napier. Arrivano i flottaggi della difesa di Milano, Della Valle con la finta fa saltare Devon Hall e poi manda a bersaglio la tripla. Brescia è lì con il fianco sul collo dell'Olimpia, -1. Cadori la penetra molto bene e crea un ottimo tiro per Devon Hall, niente male, il primo attacco alla zona di Milano. Cornella sbaglia la tripla, Massenburg salva in campo il pallone, se ne prende un'altra di tripla, la segna e subisce il fallo di Diego Flaccadori. Prende con il campo un quintetto molto più piccolo, si prende 2 rimbalzi offensivi nella stessa azione e qui Massenburg ci mette il canestro, anche il fallo subito. Heinz si avvicina per portare il blocco, Flaccadori va dall'altra parte, ancora libera Pippo Ricci per un'altra tripla. Continua a segnare l'Olimpia con Shabazz Napier. Blocco da parte di Burnell, Cuono attacca il recupero di Napier, mano sinistra, layup vincente di David Cuono, brava Brescia a sfruttare ogni opportunità. Tonut vuole andare da Milotic, poi cambia idea e infila un grande passaggio skip nelle mani di Shavon Shields. Che palla di Tonut, Shields la trasforma in 3 punti. Shields va per la giugulare, subito tripla bersaglio. Brescia farà di tutto per tornare in partita, dobbiamo fare cose semplici, difendere e prendere i tiri aperti, il resto arriva. Blocco in transizione da parte di Bilan, Cuono arretra, serve il croato, end off nelle mani della Valle che torna subito da Bilan, vecchio stile push shot appoggiato al tabellone, molto efficace però per il croato. Rimessa per Devon Hall, si muove Milotic, vince l'end off di ritorno, invece si prende la tripla dal palleggio. Massenburg non tira, ma nell'angolo a prendere proprio Gabriel che si alza per la tripla. Kenny Gabriel, canestro pazzesco, ha tenuto la palla in mano con i polpastrelli e l'ha spinta nel canestro. Blocco di Heinz, Shields le gira intorno, Massenburg prova a rallentarlo, palla di Shields splendida nell'angolo per la tripla di Pippo Ricci, la quarta della partita. Della Valle gioca il pick and roll con Collins che la mette per terra, assorbe il contatto con Shields. Achille che in qualche modo la controlla con 4 secondi, attacca sul fondo, aiuto di Shields, però Achille si concede di fatto la stoppata di Voigtman che riparte con 3 secondi, va da Heinz che deve forzare il tiro sulla sirena. Kyle Heinz, che finale di quarto, prima il tocco per il canestro di Voigtman e adesso questa prudenza, bruciare la sirena. Si è creata un'opportunità di rimbalzo in attacco per Milano, trasformata in 3 punti da Devon Hall. Massenburg, palleggio arresto e tripla! CJ Massenburg. Meli contro Della Valle, virata di Meli, aiuto di Bilan che arriva troppo tardi. Gabriel rimane contro Devon Hall che si prende la tripla in step back e la segna. Finisce così le Asset Emporio Armani Milano, è la prima qualificata alle finali di questo campionato. L'Olimpia chiude in 3 partite la serie contro Brescia, vince gara 3 96-86. No, it feels good. Brescia is obviously a tough team, well coached, very talented, so it feels good to be able to advance and get 3-0 and move on. Got to rest now and get ready for whoever's next.